La perdita del fatturato per il comparto turistico in Veneto potrebbe essere del 71% a causa del Covid-19. Lo affermano i dati presentati dalla CNA Veneto venerdì 29 maggio in videoconferenza. È indispensabile l'impegno della Regione e risposte rapide alle soluzioni, come afferma il presidente della CNA Veneto Alessandro Conte. Dobbiamo spingere perché la Regione si faccia carico anche di questo comparto, perché è un comparto importantissimo per il nostro Veneto. Altro discorso che credo sia importante sono i tempi. I tempi devono essere rapidi per cominciare a dare delle soluzioni, perché se continuiamo a girare attorno a dei bei progetti, a delle belle idee, però alla fine non arrivano le risorse, non arrivano quelli che sono gli incentivi per le aziende, per i nostri dipendenti, credo che alla fine si continua ad aumentare il numero dei disoccupati e continua a aumentare la morte delle imprese, per cui tempi rapidi. I mesi estivi sono fondamentali per il numero complessivo delle presenze. E abbiamo scelto proprio l'ultimo weekend di maggio per parlare di turismo, perché in Veneto, e non solo, ma soprattutto in Veneto, i mesi estivi che vanno da giugno a settembre rappresentano il 65% del movimento turistico. Quindi nei prossimi 4 mesi si gioca gran parte dei bilanci delle imprese che lavorano nel turismo. Ma cosa bisogna fare allora? Il turismo pesa molto nella nostra regione, parliamo di 9 miliardi di euro, rappresenta l'11% del prodotto interno lordo della nostra regione. È formato prevalentemente dall'arrivo di turisti stranieri, questo qui rappresenta quasi il 70% delle presenze turistiche. Di queste la maggior parte arrivano tra giugno e settembre. È chiaro che è una partita importante da gestire e quindi dobbiamo lanciare un messaggio per tutto il territorio e anche per l'esterno. Al Veneto diciamo: riscoprite il vostro territorio per restare nell'ambito dei borghi, delle città e di quello che rappresenta il valore artigiano e il valore delle nostre imprese. All'estero diciamo: siamo una regione sicura che ha adottato tutta una serie di protocolli per tutelare l'arrivo degli stranieri e adesso vi accogliamo a braccia aperte.